Nella prima edizione Garzanti del Filo di Fumo, Garzanti volle il glossario alla fine. Allora dice, no, lei deve fare un glossario delle parole che adopera, camorria, minchia, tutte. E allora io dissi, no, non lo faccio. Lui insisté e io lo feci. E aveva ragione lui, perché io mi divertii assai più a scrivere il glossario che il romanzo. Reputo il più grande autore siciliano del Novecento, Stefano D'Arrigo, autore di Orcinus Horca. Credetemi, è un grandissimo romanzo, un capolavoro. E quando Elio Vittorini gli pubblicò le prime 100 pagine, che lui intitolò I giorni della Fera, sul Menabò, che era una rivista letteraria molto bella, ne pubblicò 100 pagine, pretendeva il glossario. E Stefano disse, io il glossario non lo faccio, o lo capiscono come l'ho scritto io, oppure niente. E Vittorini dovette piegarsi, pubblicò le 100 pagine meravigliose senza glossario. Quando Garzanti pubblicò Il Filo di Fumo, una sera che lui venne a casa mia, io gli regalai la copia del romanzo. La guardò, andò alla fine, vide un glossario scrivisti? Sì. Posò il libro, si alzò, non mi parlò, non mi telefonò più per mesi, odiandomi, perché io mi ero abbassato a fare il glossario e lui invece aveva mantenuto fede alla sua lingua. Aveva ragione lui. Dove c'è acqua si ragiona in un modo diverso, ma comunque serve a far conoscere la Sicilia, un altro aspetto di questa prismatica terra che noi abitiamo. Noi siamo il frutto bastardo, gloriosamente bastardo, di 13 dominazioni, dalla quale abbiamo preso il meglio e il peggio. Quindi non solo si è diversi tra l'est e l'ovest, ma c'è una frase di Brancati, Vitaliano Brancati, grande scrittore catanese, troppo presto dimenticato. Dice: il signor Bianchi e il signor Rossi sono due siciliani che sono nati nello stesso paese, lo stesso anno, e abitano, guarda caso, nello stesso palazzo, allo stesso piano. L'appartamento del signor Rossi è diviso dall'appartamento del signor Bianchi solo dal pianerottolo. Eppure, attraversare quel pianerottolo per andare da Bianchi a Rossi e viceversa e fare un viaggio transoceanico. Tanto il carattere del signor Rossi è diverso, differente e opposto al carattere del signor Bianchi. E la cosa ancora più bella è che dentro il signor Bianchi convive anche il signor Rossi e dentro il signor Rossi convive anche il signor Bianchi. Questo siamo noi, siciliani, difficilmente comprensibili, facilmente comprensibili, a scelta e a volontà.